Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo tutta l'assemblea invoca l'intercessione dei santi. Vorrei commentare questo segno della prostrazione con le parole di Giovanni Paolo II, che un giorno disse: c'è qualcosa di impressionante nella prostrazione, è il simbolo della totale sottomissione alla maestà di Dio e contemporaneamente la piena disponibilità all'azione dello Spirito Santo. E lui, come poeta, un giorno scrisse, pensando alla sua ordinazione: vuoi essere qui il pavimento su cui camminano gli altri per giungere laddove guidi i loro passi? Vuoi essere colui che sostiene i passi come la roccia sostiene lo zoccolare di un gregge? Santi patriarchi e profeti, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, San Giacomo, San Tommaso, Santi Filippo e Giacomo, San Bartolomeo, San Matteo, Santi Simone e Giuda, San Mattia, Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, Sant'Ignazio i grandi santi d'Antiochia, della storia, della vita, della tradizione, della fede cristiana, ma tra i santi scelti per il canto delle litanie ci sono alcuni santi e beati particolarmente significativi, perché appartengono alla storia, alla fede di queste due comunità diocesane, quella di provenienza di Monsignore Pizziolo di Treviso e quella di Vittorio Veneto. Don Giampiero, quali sono i santi della fede di Vittorio Veneto? Ecco, Santa Augusta è appena stata invocata, è una santa martire di Serravalle, il cui santuario è posto in cima al colle che domina la parte nord di Vittorio, appunto Serravalle. Poi abbiamo sentito anche l'invocazione ai santi Ermagora e Fortunato, che sono i due primi evangelizzatori della terra veneta, friulana, veneta. Il vescovo di Aquileia, il primo, il suo diacono, così anche San Prosdocimo, un altro evangelizzatore, anch'esso San Cromazio, vescovo di Aquileia, San Martino, perché il castello in cui abiterà il vescovo è dedicato a San Martino. Ecco, San Tiziano, il patrono della diocesi di Vittorio Veneto.
San Magno, vescovo di Oderzo, predecessore di San Tiziano. Venanzio Fortunato, San Venanzio Fortunato è rivendicato da Ceneda perché nato qui a Ceneda, almeno secondo una tradizione, un'altra invece lo fanno cittadino di Valdobbiadene. Benedetto, San Francesco, Santi di Vittorio Veneto, di origine di Vittorio Veneto, ma anche santi trevigiani, Gian Antonio. Beato Benedetto XI, Benedetto XI, il successore di Papa Bonifacio VIII, fu monaco frate domenicano. Poi invocheremo il beato Giovanni Antonio Maria Farina, vescovo di Treviso, poi vescovo di Vicenza, fondatore delle Suore Dorotee dei Sacri Cuori. San Pio X, Il grande Papa trevigiano, il Papa dell'Eucaristia, il Papa del Catechismo. Andrea Giacinto Longhin, il vescovo donato da Pio X alla diocesi di Treviso. Santa Teresa di Gesù, San Liberale, Ecco San Liberale, il patrono della diocesi di Treviso. È bello ricordare che è un laico, Beata Giuliana collaboratore da del suo Collalto, vescovo. Beato Enrico da Bolzano, Beata Giuliana da Collalto, San origine Corrado, della nostra terra, questa beata che è vissuta in un monastero a Venezia. Abbiamo ricordato, invocato il beato Enrico da Bolzano, una straordinaria figura di santità. È un laico, potremmo quasi dire un barbone santo, chiedeva l'elemosina a Treviso e alla sera poi la distribuiva ai poveri di Treviso. San Leonardo Morialdo, Beato Luigi Guanella, Santa Maria Bertilla, Maria Bertilla è una straordinaria figura di santità, suora infermiera nell'ospedale di Treviso, ancora c'è chi la ricorda. È stato invocato il beato Marco Beata d'Aviano, Maria Pia il famoso Massena, frate cappuccino di Aviano, ma che è stato molto tempo a Conegliano, Santi e San quello Piedi, che secondo la tradizione storica ha fermato i turchi nell'assedio a Vienna. Beato Luigi Tezza, un camiliano recentemente beatificato, è di Conegliano. Poi il beato Claudio Granzotto, un altro frate francescano di Santa Lucia di Piave, un artista, uno scultore, beatificato anche lui da Giovanni Paolo II pochi anni fa. E l'ultima, Beata Maria Pia Mastena, la fondatrice delle Suore di Santo Volto di San Fior, sempre della provincia di Treviso. per la tua incarnazione, Salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore,